Benvenuti a Sombra de Sunuragi, stagione de Satonju. Nella famiglia sarda, la figura materna ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nella vita dei propri figli. Le madri, infatti, risultano il perno morale della casa, specialmente un tempo, quando il marito pastore passava lunghi periodi lontano dalle mura domestiche. Le madri sarde non erano solo una versione stereotipata dell'angelo del focolare in voga agli inizi del secolo scorso, ma erano le vere e proprie amministratrici dell'economia familiare. Mantenevano le relazioni con la comunità, sbrigavano gli affari incombenti presso uffici e amministrazioni. D'altronde in Sardegna le donne, già dai tempi remoti della Carta de Logu, godevano di piena dignità giuridica al pari dei mariti e nel matrimonio a sassardisca potevano esprimere il proprio rifiuto nei confronti dei pretendenti non graditi e, anche da sposate, avevano il potere di vendere i propri beni anche senza il consenso del coniuge. In questa poesia l'autore Carlo Fadda ci porta nella più tenera visione del figlio che ama la propria madre, ne riconosce le qualità umane e vorrebbe poterne godere all'infinito, nella semplicità di stare seduti accanto. Perché, a volte, le cose che possono riempire di felicità il cuore sono quelle più semplici, come lo specchiarsi in quel tenero sguardo che per primo ci ha accolti nel mondo. Mamma mia, c'è da volli un libro umano che vesti di descri po' due mamma, il sentimento su de cosa per umana, po' ligi non dia da bastai un anno, ma pure una canzone podia cantai, pensando su di esta meritaglia amorosa, con bello sfuello su, fragili e seriosa, di ascoltai, che enza de badai. In lingua sarda, con rimas de poesia, però dengio pregeri e di ollo nomenai, femmina speciali, di ammirai, de gosai, caicci l'intendo accanta, bruso mia. Oh mamma mia gioiosa, cara bella, tu immasi posto in questo mondo, con amore sincero e profondo, per me sei scommente una lucente stella. Mamma, esti sempre il suo primo vuello, appena cominciavo a questionare, l'uscisi, mi piaceva ad imprassai, finza s'addegando via piccioccheddo. Da stai verdi de notte e de sonno, po' ma che stira piccioccheddo, non dormia, paria o demonieddo, ai cinarada sa buonanima del nonno. E quando seu ammaniamo e cresciu, cantora a stai passau de pensamento, deu in giro con gli amigos, contento, e tu scira, appetendi finza sa oresci. Tu sesi sempre attenta e graziosa, di ammirai, possa me la pazienza, con un villo de vago coscienza, sei proprio una mamma gioiosa. In sa vita devi ticca strumentao, in sa famiglia nostra sa cosa de vai, este ogni addì non spacciata mai, ma s'affetto tu, ponosu, non sesti mancao. In moi mamma est arrivata sora, de disezzi in uno scanno a pausai, con Deo, e ti prego, non ti andai, appustisi di ollu a lusingai bene ancora. Si intenditi proprio che questa poesia è scritta col suo coro. E poi, s'amori a introvillu e a mamma, forse se s'amori per un manno che ci sia da. Tens ragione, sa mamma è sa cosa più bella sul mondo. Non fetti poi te cadi vota sul mondo, ma poi te cadachisti dessa prima ora che se nasce, del suo primo minuto, finza saccando se manno, finza saccando a stesse cogliao, finza saccando da vivi. Ecco qui sa mamma è sa cosa più importante dessa vita, più importante di tutto. E quindi ogni persona, sa mamma deve essere su punto di riferimento sempre, per tutta sa vita. E in cappasa, quando si denti villusu, si comprendi di finza se mellusu, s'amori che a mamma voi di tenni po' villu, verusu. Sicuramente è riesci, poiché quando sei piccioccheddo non ci arrennesceusu, poiché sei rusu sbentiausu, apprezziai cose che teneusu. Ma man mano che cresceusu ci arrennesceusu a comprendi su valori dessa famiglia, del suo babbo e dessa mamma. E in questo caso, sa mamma in particolar modo, poiché è stessa che da posta sul mondo. E questo deve essere su un riferimento per tutta sa vita, insomma. Biu che hai scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campitano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, leggisi anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Un dicio che poi grazie bene con questa poesia dedicata a sa mamma, che però in suo stesso momento poi fai
Arrivuru esti, is fillus suinti in mamma sapitius e babus amannus. E spiegasi du baghe, documenti mai. E sa motivazione può essere che i figli appiticus su in testa dita de sa mamma può crescere. E a parte sempre accanto a sa mamma, poi sconsiglio de ogni addì, finché a quando diventano ammannos, no? E quindi, ecco voi che su in de sa mamma non feti sul lati, ma s'accostano a sa mamma, poi di cresci bene e di quel sconsiglio de sa mamma. Questo appiticus. E ammannos su in de su babbo, ma su in su senso che sfruttano su babbo per cose che desideri de brusu. Poi man mano che vi che tu cresci, te da bisogno del dinai, te da bisogno de robe vestì, te da bisogno magari di una bicicletta, di un motorino, della macchina. E è ovvio che a questo punto si deve rivolgere su babbo, più che a sa mamma. Poi te de solite su chi vota da su dinai ad uomo. E prima via da diaici di adervsu. E du desu antro dicio a suva sa mamma e su babbo? E questa parla da che tu brusu narrao sopra triste come te dico. E gli adesso is cose da s'apprezza de brusu quando di bene mancai. E tristo ma è sa verità di bersu. Poi che me da volta sa, questo fa un riferimento a sa mamma e a suo babbo, da s'apprezza de brusu quando di bene mancai. Deo sinceramente da sappo apprezzato quando vianta in vita puro. Ma in moi che non ci funti mi rendo conto dei tanti sacrifici che hanno fatto per me e per dire in altre sa famiglia. Ecco qui che me da cosa da si apprezzare su de bruso quando bene da mancai e non tenevo su questa attenzione che merita da quando in questo caso funti in vita ma non fai riferimento a suo babbo e a sua mamma ma davanti a altre cose più materiali puro che dei sentimenti come in questo caso di amori verso suo babbo e sua mamma. E cosa buona de donare attenzione ai cose che si vanti pregeri, ai cose e persone che io le bene. E ho altro dicio bonoso du desi oi. Beh, ho dico da serrauso mancai quando dico che poi fai alligro puro. E gli adesso una giornata che si a riso e sto a diverdia. E noi sa mamma c'entra meda, poi ta sa mamma si vai da ri. Certo, poi che a passare sa vita o sa di in questo caso in tristura, no, non fai me da piacere. Ecco poi che sa piglio de sa mamma, ma de suo babbo, de amigos, de frati, de sorrisi, fai di passare di alligrasa. E sa di alligra, specialmente chi uno da passa con canco a battuta o a riendi, sicuramente da passa meglio, su tempo si è passato meglio, poi questa persona che è contenta, da rauso che anda a si croccare con un sentimento meda bruso tranquillo e de pace, rispetto a uno che magari vive in tristura o con problemi o con salute che gli manca, eccetera. Quindi, ecco questa che sarebbe a passare un dì finza di tanto in tanto contendersi anche conto e comunque alligra o arriendi. E spero che oggi se s'arrenesce si vai a ri a usare puro e a si rendi sta giornata perché do brusa ricca e brusa alligra. Grazie a voi sai ligio questo dicio se voi hai fatto a ri e posta poesia de oggi. Grazie a vosaltros di me ospitato e a si bia sa prossima e si saluta a tutti con saluti. Deu vollata.